Bentornati a un nuovissimo aggiornamento meteo con l'anticiclone protagonista in questi giorni dopo l'ultima perturbazione che ci ha lasciato mercoledì in compagnia di piogge. Ecco come le giornate trascorrono soleggiate con qualche nebbia foschia al primo mattino, ma adesso il sole torna protagonista su gran parte della penisola dopo gli ultimi fenomeni che interessano invece il sud. Il contesto termico sarà molto mite per il periodo a causa della persistenza di un solido anticiclone subtropicale che dall'Atlantico si espanderà su tutta Europa e caratterizzerà il tempo nell'inizio della settimana prima di Natale, con temperature oltre la media del periodo di oltre 10 gradi, con zero termico che salirà oltre i 3000 metri sulle Alpi, e questo determinerà tra lunedì e martedì tempo stabile, soleggiato e mite su tutta l'Italia. Pensate che sui rilievi e sulle pedemontane potremmo toccare valori oltre i 15 gradi, quindi davvero notevoli per il periodo. Andiamo a vedere quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni. Infatti ecco l'anticiclone subtropicale a rinforzare appieno sull'Europa centrale, espandendosi su gran parte dell'Europa. L'unico vortice instabile rimarrà sulla Tunisia e sul Nord Africa, portando instabilità in quelle zone, probabile tra mercoledì e giovedì. Adesso questa è la grafica che mostra invece l'arrivo nella giornata di martedì, l'arrivo di nuvolosità sparsa che dalla Francia si addosserà poi sul Nord Europa a causa di flussi umidi in arrivo. Questi flussi umidi incontreranno con sé anche il vortice che era in Tunisia, e tra mercoledì e giovedì questo vortice potrebbe risalire di latitudine, consentendo all'aria fredda relativa a un grosso vortice scandinavo di scendere verso la Francia e la Germania e di conseguenza portare delle piogge e delle nevicate soprattutto sulle regioni appenniniche proprio tra mercoledì e giovedì. Ma qui tuttavia non avremo fenomeni interessanti, saranno solo sporadici. Il vortice sarà molto più compatto sulla Grecia, sulle zone ioniche, sul Mar Ionio, e quindi probabilmente risentiranno maggiormente la Sicilia, la Calabria di temporali e rovesci sparsi, mentre altrove risulterà un clima piuttosto fresco e con clima consono per il periodo proprio tra mercoledì e giovedì, ma non assisteremo a nessuna precipitazione, quindi attenzione, non ci saranno precipitazioni per il nord, per la Sardegna, per le regioni tirreniche, solamente velature diffuse, qualche precipitazioni nevose sulle Alpi ma a quote piuttosto alte per il periodo. L'anticiclone, come vedete, continuerà ad instaurarsi sull'Oceano Atlantico, rimarrà sempre protagonista sull'Europa occidentale. La traiettoria però del movimento di questo anticiclone rimane poi incerta, perché il vortice polare si presenta tuttavia ancora molto compatto e di conseguenza potrebbero esserci tra Natale e Santo Stefano possibili nuove discese fredde artiche dirette proprio verso la penisola. Che sia coinvolta anche l'Italia? Ancora non lo sappiamo, infatti ci sono ancora molte ipotesi da valutare con attenzione. Rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.